Il congedo di maternità è l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice in stato interessante. La lavoratrice in congedo mantiene il posto di lavoro e il relativo trattamento economico. Durante i 2 mesi precedenti la data del parto, per il periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto, e durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. L'astensione può essere anticipata se la lavoratrice è occupata in lavori rischiosi per la gravidanza o se le sue condizioni di salute lo richiedono. La lavoratrice ha tempo fino a 2 mesi prima del parto per consegnare al proprio datore e all'INPS il certificato medico di gravidanza, che riporta le sue generalità, i dati del datore di lavoro e del rapporto di lavoro, il mese di gestazione al momento della visita e la data presunta del parto. Dall'inizio della gravidanza fino alla fine del congedo, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa, e le sue dimissioni hanno efficacia solo se presentate in forma scritta. Le lavoratrici in congedo percepiscono un'indennità pari all'80% della loro retribuzione media globale giornaliera, cui si aggiunge il ratio di 13ª mensilità. L'indennità di maternità è pagata dall'INPS, non dal datore di lavoro, e spetta solo alle lavoratrici che nei 24 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria hanno versato 52 contributi settimanali o che, in alternativa, nei 12 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria hanno versato 26 contributi settimanali, anche in settori diversi dal lavoro domestico. Il congedo di maternità viene conteggiato nell'anzianità di servizio. Inoltre, ai fini pensionistici, per questo periodo è previsto l'accredito figurativo dei contributi a prescindere dall'anzianità contributiva.